Noi di Rete Veneta oggi lanciamo un'idea, una proposta, una sfida al sistema politico. Istituire una volta per tutte. La sfida era stata lanciata pochi giorni fa. I voti appartengono al popolo, non ai politici, altrimenti può accadere ciò che è avvenuto a Vicenza, dove Fratelli d'Italia alle urne nel 2018 hanno raccolto l'1,67%, che nella matematica politica si traduce con 0 consiglieri comunali. E invece oggi ne contano 5, 3 presi dalla lista del sindaco, 2 dalla Lega, stravolgendo così la volontà popolare. Un'operazione che Francesco Rucco commenta con parole dure. Qualcuno di questi consiglieri non sarebbe neanche entrato in consiglio comunale se non fosse stato nella mia lista e quindi credo che sia giusto stabilire il vincolo di mandato, un principio che peraltro Fratelli d'Italia porta a livello nazionale con una battaglia di Giorgia Meloni molto chiara su questo, che sposo anch'io, ed è necessario appunto rispettare il voto dei cittadini. Con questo sistema un partito che alle elezioni non ha raccolto preferenze può diventare paradossalmente il primo partito di maggioranza e condizionare le linee programmatiche di chi governa. Il pericolo è che i cittadini, constatato che il loro voto non incide, non vadano più alle urne e siccome la democrazia si fonda sulla partecipazione, se aumenta l'astensionismo diventiamo un paese un po' meno democratico. Per questo noi di Rete Veneta abbiamo proposto il vincolo di mandato, un'idea che ha ricevuto immediatamente la benedizione non solo del sindaco, ma anche dei vicentini e del presidente della Regione Veneto, Luca Zaia. Mi sembra un'ottima idea perché bisogna essere coerenti in politica, non si può cambiare idea dopo pochi anni o pochi mesi. Appelli, se uno cambia idea, ben venga che se ne vada. Se poi cambia casacca, continuiamo questa farsa. Quindi lei approva questa proposta di Rete Veneta? Sì, certo. Uno nasce con una fede e dovrebbe morire con la stessa. Se avessi un consigliere che se ne va con qualcun altro, cioè la prima roba che direi è che deve andare a casa e non andare con qualcun altro. Io la vedo così, penso che i cittadini se ti eleggono perché tu mantenga una casacca e soprattutto un programma. Vincolo di mandato, tutti d'accordo. Oggi anche altri politici delle diverse fazioni, da centrodestra a centrosinistra, accolgono la proposta di Rete Veneta. Io sono profondamente d'accordo con il vincolo di mandato. La nostra Presidente Giorgia Meloni è stata la palladina del vincolo di mandato e credo sia una cosa importante che avvicina ancora di più i cittadini alla politica. È una battaglia da cavalcare, da portare avanti proprio per responsabilizzare queste persone che non fanno politica, non devono fare politica per gli interessi personali, ma devono fare politica solamente per gli interessi del popolo. Un giorno in cui ci si fa una campagna elettorale e si prendono i voti dei cittadini, li si fa anche sotto un'insegna, sotto una bandiera, per cui è evidente che se da 0 consiglieri comunali si passa a 5 consiglieri comunali vuol dire che qualcosa non va, nel senso che il pensiero dei cittadini fino in fondo non è stato rispettato.